Quinto e penultimo concorrente di oggi, Domenico Fichera. Domenico, accomodati un attimo al centro. Ciao a tutti. Questo è l'urlo per Domenico Fichera, si è sentito, l'hanno portato i tuoi clienti e amici. Domenico, presentati un attimo, chi sei? Mi chiamo Domenico Fichera e ho 28 anni. Faccio questo mestiere dall'età di 16 anni e provo tanta passione per questo mestiere. Da dove vieni, Domenico? Nato a Catania, ma proveniente da Augusta. Provincia di? Siracusa. Bravo, vedi, ti stavo prendendo impreparato, ti ho preso. Non ti voglio agitare, voglio che raggiungi la tua postazione e che ti rilassi un attimino. Grazie. Nel frattempo faccio entrare i giudici. Stefano Pitino, Corrado Fiume, Raffaello Calabrese e Chiara Bergonzi. Crepi. Senza mio via non si parte, eh? Mi dicono di dirti dal pubblico che ci sono clienti che 2 volte alla settimana ti raggiungono ad Augusta solo per bere il tuo cappuccino. Quindi fai finta di essere nel tuo bar. Quando vuoi sai il regolamento, sai come funziona. Time per iniziare e time per lo stop. Time. Buongiorno. Poi ci sono i cappuccini che ho preparato e adesso cercherò di farli. Un tulipano nel free pouring e un pavone nell'etching. 10 elementi qui. 10 elementi vuol dire 10 versate consecutive, una via l'altra, per creare un disegno in free pour. Va a dormire. E siete venuti fin qua per vedere Domenico e non gli avete fatto neanche un applauso. Gioca in casa, a volte serve. C'è tensione quando si gioca in casa. Domenico sta dividendo il latte in 2 bricchi diversi, cioè uguali ma per poter servire 2 cappuccini identici. Ecco che va inversata. Il primo cappuccino è servito in free pour. Tulip ha 10 elementi.
Consideriamo serviti i 2 cappuccini da Domenico. I giudici cercheranno di valutare il disegno di Domenico Fichera, vedendo se l'asse centrale è correttamente in linea con il manico della tazza. Se i 10 elementi effettivamente sono 10, le 2 tazze, si vede anche da qua, sono piene, sembrerebbe vedere che siano piene uguali. Ed ecco che arriva il pavone. Ce l'ha promesso. Un minuto in questo istante, 7 minuti adesso. Prego. Dai. Stop. 7 minuti e 25 secondi. Prenditi l'applauso dei tuoi amici che sono venuti a trovarti, della tua ragazza. Com'è andata, Domenico? Com'è andata? Solo per non aver fatto l'overtime è andata bene. Allora, l'obiettivo era non sforare con il tempo. Come l'anno scorso. È andata benissimo. Sì. Le bevande come sono riuscite? Come ti aspettavi? Il latte l'ho montato abbastanza bene, però... Spento. Nel latte non ho trovato difficoltà, però al solito la mano mi tremava. Voi avete
Avete notato che tremava? Sì, io l'ho percepito tantissimo invece. Infatti quando ho completato il 10° elemento del tulip non mi veniva di tracciare, di spaccare proprio gli elementi. È un tipo così riservato che lui trema dentro, no? E quindi non lo dà a vedere. È bravissimo, bravo. Ti vuoi accomodare qua un attimo? Io ti ho guardato attentamente, ma il tremolio non l'ho visto. Non per farti un complimento, ma non l'ho proprio visto. Domenico, vuoi spiegarci un attimo da dove inizia il tuo percorso formativo, magari la tua carriera lavorativa come barista? Diciamo... non si sente, ok. Adesso col gelato mi capite un po' meglio. Tutto incominciò nel 2012, quando partecipai a una selezione di caffetteria. Fecero un'inaugurazione in una fiera a Catania, un RHS, dove come ospite c'era Andrea Antonelli. Da lì nacque tutto. Ho iniziato a lavorare con lui qualche giorno e poi lui mi consigliò di continuare con la latte art e magari partecipare a qualche preparazione, anche perché comunque io sono un autodidatta, non ho mai frequentato una scuola, a parte un corso e basta. Diciamo che qui mi ha spinto sempre la mia passione, perché come persona sono proprio uno a cui piace fare le cose bene, a prescindere da qualsiasi cosa. Immaginiamoci nel lavoro. Niente, mi piacerebbe andare lontano, però so che ci vuole tanto impegno e soprattutto allenamento. Auguriamoci... No, aspetta, prima di augurarci tutto, io voglio sapere da te adesso cosa stai facendo. Stai lavorando? Sì, faccio il barista ad Augusta, in un bar. Che devo dire? Aspetta, ci penso io a farti dire delle cose adesso. Quindi tu hai iniziato il tuo percorso formativo con me? Sì. Ok, grazie, ti ringrazio. Beh, il risultato c'era, no? Comunque si è visto, mi sembra logico, mi sembra tangibile. Cosa ti aspetti da Domenico Fichera domani? Cosa ti aspetti? Dove ti vuoi vedere tra 1 anno, 2 anni, 3 anni? Cosa vuoi da te? Sai che una persona, tutta la volontà che ci mette nel fare una cosa, poi prima o poi ci arriva a fare quella cosa, bene o male, ma ci arriva. Quindi dove ti vedi tra qualche tempo? Vuoi vederti ad Augusta, al bar, a lavorare, certamente in caffetteria? Ti immagini, tu hai detto lontano, cosa vuol dire questo lontano? Allora, appunto, ha ragione Andrea, mi spiego meglio. In questi anni ho avuto modo di conoscere cosa veramente vuol dire la caffetteria espressa italiana e anche la latte art. Prima che conoscessi Andrea e diciamo tutto questo nuovo mondo, questa evoluzione che ha subito la caffetteria, io credevo di sapere fare tante cose, ma in realtà non sapevo fare niente, perché esistono grandissimi parametri di valutazione sotto ogni aspetto, dall'espresso al latte, alla pulizia, all'igiene che migliora la qualità dell'espresso, e quindi diciamo mi piacerebbe completare sempre questo percorso di informazione e magari un giorno lavorare con lo stile moderno, appunto per dare quel grandissimo valore alla caffetteria espressa italiana, che secondo me è qualcosa di indescrivibile, è veramente un'arte sotto ogni aspetto, però che in tanti sottovalutiamo. Quindi questo diciamo è uno degli obiettivi. Per quanto riguarda la latte art, mi piacerebbe tantissimo arrivare a gareggiare a Rimini, sarebbe il mio sogno, non di vincere ma già soltanto di partecipare. Ovviamente mi dovrò allenare parecchio, perché dovrò perfezionare tanti miei movimenti, sia di polso che di esecuzione. Già lo so, io li so quali sono anche i miei difetti, però sono questo. Solo per questo merita un applauso, perché ammettere i propri difetti, ed è la cosa più bella che ci sia, più naturale che ci sia, non è facile. Quindi se una persona vede dove sta sbagliando è perché ha voglia di correggersi. Sì. Dico bene? Sì, mi piacerebbe tantissimo partecipare a qualche giorno di scuola, magari dove si possa veramente fare un allenamento adatto a questo tipo di campionato, perché sembra facile, però non lo è, soprattutto per i modi che ci sono di lavoro, le tazze che si utilizzano.
tante cose. Secondo me ci vorrebbe veramente un grandissimo allenamento duro per conquistare questo posto, ma vediamo se ce la faremo. Allora io ti auguro il meglio da questa tua performance che hai appena fatto, mentre in area gara dovrei vedere già... Un saluto a tutti quelli che sono venuti per me. Grazie. Grazie Andrea.